Cison di Valmarino è un piccolo paese che da qualche anno è entrato a far parte dei borghi più belli d'Italia. Questa sera siamo alle Case Marian, un'antica casa dei Conti Brandolini, ristrutturata da poco dal Comune in collaborazione con la Proloco, dove viene effettuata la cena romantica appunto dei borghi più belli d'Italia. E a Cison non c'è soltanto il borgo Case Marian, non c'è soltanto il castello di Conti Brandolini, ma c'è anche una splendida chiesa, abbiamo il bosco e le penne mosse e tante altre piccole realtà che stanno diventando eccezionali per il turismo locale. Invito tutti a visitare Cison di Valmarino, la sua bellezza, la sua accoglienza data appunto dai volontari che organizzano queste manifestazioni, e vi aspetto numerosi. Questa è la prima cena importante che viene fatta in questo luogo dopo il restauro che è iniziato 1 anno e mezzo fa circa, rinata dalle ceneri perché però con l'acquistata ed era in condizioni abbastanza messa male, e ormai la location è del tutto restaurata e vedete ora i risultati. Con questo restauro abbiamo previsto al piano terra zona espositiva, così come i portici, mentre il primo e il secondo piano verrà fatto un ostello, perché crediamo fortemente che Cison abbia comunque una vocazione turistica. Per fortuna, dopo anni e anni, dopo aver seminato per far sì che questo comune possa avere vocazione turistica, adesso stiamo raccogliendo i frutti. Io ho conosciuto Cison nel 2000, sono arrivato per caso e sono rimasto affascinato. Sono rimasto affascinato dalle persone, dai luoghi, dagli amministratori. È un posto dove torno costantemente, quasi ogni settimana, e da allora ho conosciuto e ho lavorato per Cison, sia come architetto che come regista. Ed è sempre affascinante percorrerla perché in un territorio, in un borgo antico, raccoglie 3 epoche. Raccoglie il 200, il Rinascimento e il 700. Il fatto di essere qui stasera, in questa cena magica e la cena romantica, in un momento in cui tutti i borghi italiani festeggiano la serata dedicata ai borghi storici, non può che essere motivo di orgoglio, non solo per me, ma per i cittadini di Cison, per i cittadini della provincia di Treviso, per i cittadini del Veneto, perché comunque Cison è un borgo straordinario che merita conoscenza per la sua gente e per l'amministrazione che ha saputo con oculatezza portare avanti e sistemare una città straordinaria.